Si è conclusa da poco la rappresentazione teatrale Le brutte anatroccole, un evento che è stato particolarmente apprezzato, ha avuto grande successo, organizzato dal CPIA ma insieme anche ad altri, ma il CPIA ha fortemente voluto questa iniziativa scegliendo appunto tra le varie attività sociali di fare questo. Sì, è un ampliamento dell'offerta formativa, sono risorse che vengono dal MIUR in accordo col Ministero di Grazia e Giustizia. Bene, noi abbiamo scelto un laboratorio, è un particolare laboratorio, il laboratorio teatrale, perché attorno al laboratorio teatrale siamo riusciti a costruire un laboratorio di trucco e parrucco, un laboratorio di sartoria e quindi tutte queste cose e anche di sceneggiatura, di lettura, di scrittura. Bene, questo è estremamente importante per la parte che riguarda il percorso, ma è anche importante perché io penso che attraverso il teatro c'è la possibilità di riflettere, di formare il pensiero critico. Ecco, poi abbiamo coinvolto il Soroptimist, la Caritas, la Crivop, ecco, ci siamo coinvolti tutti, c'è stata una partecipazione dalla Casa Circondariale con il direttore Aldo Tiralongo in testa, la Polizia Penitenziaria con il comandante Lo Faro, perché no Marilla Lo Faro, la mia vicaria, i docenti. Ecco, abbiamo avuto come dire, una partecipazione che è totale attorno a questa rappresentazione. Voglio ringraziare Giussi Carreca e Anna Maria Tedesco, le due registe che hanno anche scenografato, quindi sceneggiato, oltre che la scenografia, anche sceneggiato il tutto. Bene, la partecipazione l'avete vista, voglio ringraziare queste detenute che oggi sono messe in discussione. Io mi auguro che questo mettersi in discussione possa servire, ecco, le brutte anatroccole che poi diventano dei cigni, io mi auguro che possa servire anche nel percorso di vita, cioè aiutarle in un piccolo segmento, questo è un piccolo segmento, tutto quello che può essere un ripensamento e un riposizionamento della propria vita, perché io credo che si può sbagliare nella vita, ma credo altrettanto che ci può correggere e si può intraprendere il giusto percorso. Questo è lo spirito per cui abbiamo voluto questo laboratorio e questo penso che sia lo spirito di oggi, con la partecipazione, come dicevo, della Presidente nazionale del Soroptimist, dell'assessorato regionale La Galla, la pubblica istruzione presente col dottore Valenti, il provveditore, l'ufficio scolastico regionale col provveditore agli studi Raffaele Zarbo e quanti ci hanno onorato, il giudice di sorveglianza, il dottore Carlisi. Bene, bravi a tutti, un grazie a tutti e veramente noi abbiamo dato, ma io penso che oggi non solo abbiamo dato, ma abbiamo ricevuto tanto più di quanto abbiamo dato. CPIA svolge tante attività, ricordiamo i laboratori estivi, integrazione anche verso corsi di formazione e istruzione a livello A2 e B2, ecco, tra queste anche i progetti futuri del CPIA anche in questo senso? Sì, noi già ormai è da poco che siamo presenti nel territorio, ma non solo siciliano ma nazionale. I CPIA nascono nel 2015, diciamo col 1° settembre 2015, bene, noi ormai abbiamo acquisito anche un minimo di esperienza, noi abbiamo fatto questo laboratorio ma faremo laboratori estivi, sia all'esterno perché tanti ragazzi in estate nelle comunità non sanno che fare, allora è giusto impegnarli, sia all'interno delle strutture carcerarie, sia di Agrigento che della Casa Circondariale di Sciacca. Quindi noi ricordiamo anche il FAMI, l'attività del FAMI. L'attività del FAMI che è estiva, che è quella di alfabetizzare, come lei diceva, tanti ragazzi che altrimenti non avrebbero la possibilità di alfabetizzarsi. Bene, tutte queste iniziative sono iniziative che ci coinvolgono e come io amo dire i docenti del CPIA sono docenti che oltre a mettere una grande professionalità però debbono mettere una grande passione, ma principalmente devono mettere il cuore, perché per fare questo lavoro e in alcuni ambienti e con alcune persone c'è anche la necessità di avere il cuore, di sentirle, ecco, sentire le emozioni. Noi oggi ci siamo emozionati e questo va dato merito a queste signore che hanno avuto questa capacità, mettersi in discussione ma ci hanno anche emozionato. Grazie veramente. Dottor Aldo Tiralongo, dirigente dell'Istituto Penitenziario Petrusa, oggi una iniziativa sicuramente interessante che vedrà protagoniste alcuni ospiti dell'Istituto Petrusa, alcuni ospiti femminili, che coincide con la festa dell'8 marzo. Ecco, ci parli di questa iniziativa, chiaramente voi avete contribuito affinché tutto l'iter andasse a buon fine. Oggi è una giornata molto lieta, coincide con l'8 marzo, siamo alla prima teatrale, ma non ci sono smoking, non ci sono pellicce, non ci sono collane di perle, perché non siamo al Teatro della Scala, siamo al Teatro del Carcere Petrusa di Agrigento e gli spettatori sono i familiari delle detenute
che sono venute qui ad assistere, immagino per la prima volta la mamma, la figlia, la moglie sul palcoscenico. Le attrici sono le detenute che portano in scena per la prima volta uno spettacolo che è la metafora della vita. La vita che ci insegna che purtroppo molto spesso ci fermiamo dinanzi alle apparenze e non andiamo oltre le apparenze. Ecco, questa è la metafora della vita, soprattutto per chi domani sarà un ex detenuto. Non fermarsi dinanzi a questo stereotipo, ma andare oltre, vedere se quel soggetto, il percorso che ha fatto, che la sua voglia di reinserirsi nella società dopo aver scontato la pena e aver imparato di rispettare la civile convivenza nel rispetto delle regole. Direttore, ecco, da cosa nasce questa idea? Da chi è venuto in mente? Chiaramente avrà avuto il vostro applauso e la vostra collaborazione, perché sono state tante personalità esterne che sono dovute venire, transitare, diciamo, nella struttura non è semplice. Sì, colgo l'occasione appunto per ringraziare a parte i miei collaboratori che consentono, la Polizia Penitenziaria, gli educatori, tutti gli operatori di questo istituto che consentono appunto queste iniziative, ma chiaramente il ringraziamento principale va al CPIA con il preside Lopresti che è stato protagonista e ha voluto fortemente questa rappresentazione teatrale, i Sir Optimist che hanno contribuito enormemente a questa iniziativa, la Crivop che stamattina ci offrirà un rinfresco, la Caritas Diocesana. Ecco, tutti sono operatori esterni che ci consentono di svolgere e tentare di adempiere il nostro dovere di recupero del detenuto nel modo migliore. Quando si fanno queste cose in sinergia, la scuola, un momento riabilitativo comunque è una cosa sicuramente significativa e vogliamo essere presenti in queste cose e sponsorizzarle, e questo è il significato della nostra presenza. Parliamo un po' di queste attività che voi svolgete non solo verso questo settore ma un po' in generale, ecco, quali saranno le novità, cosa c'è in cantiere, diciamo, giusto anche per dare un'informazione complessiva. Dico, cosa c'è in cantiere? Chiaramente lei mi porta a parlare un po' del nuovo mondo della formazione. E su questo si stanno riavviando tutta una serie di attività. Mi piace ricordare in questo luogo proprio un'attenzione particolare con il nuovo catalogo avviso che verrà fatto sulla formazione proprio che riguarda i detenuti, cioè dare la possibilità di un'attività formativa, un momento importante, un momento di riabilitazione, e quindi è stato scelto di dedicare dei finanziamenti specifici, però questo si iscrive su un'iniziativa ancora più complessiva, che è il rilancio della formazione in Sicilia. Sapete che su questo ci sono stati degli anni di grossa difficoltà e quindi tutto il governo, l'assessore in particolare, si sta spendendo per poter approvare a riprendere questo nuovo percorso. Qual è stato fattivamente l'impegno che voi avete profuso affinché l'iniziativa riuscisse bene? Intanto è un'iniziativa nazionale, quindi è in ogni parte d'Italia e sono ormai tanti i club che hanno aderito a questo progetto che noi abbiamo chiamato SI, come Sir Optimist International sostiene, ed è un impegno appunto che vede sia le competenze delle nostre socie, perché noi siamo un'associazione mondiale di donne che lavorano e diamo alla società, al mondo che ci sta intorno, la nostra competenza, ma anche le nostre energie, le nostre idee, il nostro lavoro. E quindi è un impegno che prende tanti aspetti della nostra associazione. Qui in modo particolare c'è questa creatività stupenda, il teatro è vita e quindi entriamo ancora più forte in questo messaggio, ma non è solo un messaggio, è anche un'operatività che noi vogliamo dare anche al sostegno delle donne delle fasce fragili. Vogliamo far capire che anche questo momento della loro vita molto duro può dare dei frutti quasi immediati anche da un punto di vista psicologico e morale, di dignità, e può dare dei frutti anche nel futuro quando avranno la fortuna di poter rientrare nella vita di tutti i giorni, civile e normale, diciamo così.
Un breve flash anche sulla vostra attività istituzionale, ecco, colgo l'occasione, iniziative come queste uniscono chiaramente l'impegno, l'utile e il dilettevole. Sì, con piacere, lavorare ci piace, ci diverte e quindi io ho impostato soprattutto il biennio della mia presidenza sull'azione. Ho un progetto importante che si chiama Donne e Lavoro, che si sviluppa in queste azioni. Una è quella di cui abbiamo parlato, abbiamo un sostegno alle giovani studentesse per togliere diciamo, ogni stereotipo su quelle che sono le carriere che si vedono come maschili, facciamo quindi STEM, lavoriamo e sosteniamo le donne, giovani donne che entrano nel mondo del lavoro, per cui è a tutto tondo questo nostro impegno sul lavoro femminile, perché il nostro obiettivo è un miglioramento della condizione femminile. Il vostro apporto a questa iniziativa qual è stato? Ma assolutamente un apporto che ha fatto crescere anche noi come gruppo docenti. Oggi questa è una rappresentazione, la conclusione di un progetto educativo che si svolgerà in questa scuola. Questa è una scuola, è una nostra classe. Ovviamente in collaborazione con il Ministero Grazia e Giustizia, che ha dato la possibilità a queste nostre studentesse oggi di dimostrare quanto sia possibile migliorare, grazie allo studio e alla partecipazione di un progetto, ripeto, educativo, a migliorare la propria esistenza qui dentro ma anche guardando al fuori. Per cui per noi è un momento molto interessante, molto importante e siamo molto orgogliosi. Ricordiamo che nell'ambito di questa apertura e disponibilità sono state tante iniziative, ricordo anche l'anno scorso la presentazione di libri, insomma questo vuol dire che c'è un'apertura e un collegamento fra il mondo della scuola e l'istituto e chi frequenta diciamo, l'istituto. Assolutamente sì, anche nella individuazione dei docenti che fanno loro la domanda per venire a insegnare qui. Forse tanti anni fa per il docente era come dire un modo di essere messi un po', invece no, se voi sapeste quando i docenti fanno questa scelta sta a dimostrare proprio come sia esaltante per il docente la collaborazione, grazie a tutte queste iniziative che vengono fatte e che continueremo a fare, perché questo è fare il docente. Io sono la numero 1. Lei è la numero 1. Io la numero 2. Lei è la numero 2. Io numero 3. Lei è la numero 3. Io la numero 4. Lei è la numero 4. Io la numero 5. Lei è la numero 5. Ma non eravamo tutte così. 5 sorelle siamo nate, nere e gialle. 5 bianche e gialle. Loro sì avevano un nome, Luisa, Marcella. Agata, Silvana, Piera. E ci domandavamo, perché? Perché noi siamo diverse, così, così. Perché? Perché? Voi siete diverse, così, così. Perché? Perché? Voi siete diverse, così, così. Tutti ci inseguivano, ci allontanavano. Ci potevano tenere chiuse. Come fossimo delle bestie rare. Erano cattivi. Ci urlavano dietro. Perché? Perché? Dovremmo sopportarvi. Voi siete delle bestie, così agitate, così diverse. E di dove andiamo? Abbiamo o non abbiamo il diritto di stare con gli altri? A scuola ci mettevano in fondo e nessuno ci dava retta. E noi? Cantavamo, ridevamo, giocavamo e non studiavamo. E loro cantavano, ridevano, giocavano e non studiavano. A casa lavoravamo, le sorelle belle a riposare, Noi a lavare. a cucinare, spolverare, Stirare, stendere. mai un po' d'amore. Mai un po' d'amore. E la gente ci guardava e ci diceva: Sciò, sciò, sciò. Via, andate via, non dovete stare qua. Siete brutte, cattive, con voi solo voi possiamo avere. la nostra rabbia era
che pensavamo di doverci vendicare. A questa gente dobbiamo farla pagare. Tante cose cattive dobbiamo fare e pensavamo E cominciamo a rompere tutto, a disturbare. e la legge ci cercava, ci prendeva, ci chiudeva. Fuori e dentro, fuori e dentro, fuori e dentro. Nostra madre non ci voleva. Schiaffe e spinte, schiaffe e spinte. Schiaffe e spinte, schiaffe e spinte, schiaffe e spinte. Ogni scusa era buona, Per darci la colpa di ogni cosa. Allora ragionavamo. perché eravamo brutte ma non stupide. Che stiamo qua a farci umiliare con chi non ci vuole? Facciamo il sacco e ce ne andiamo. Meglio trovare fuori un po' di pace E e magari magari un po' di affetto che restare qua a farci umiliare. E ce ne siamo andate. C'è una casa, che facciamo? Proviamo a bussare. Io sono stanca, voglio riposare. Tutte siamo stanche. Io ho fame, vorrei mangiare. E se non aprono? Dobbiamo provare. Chi è che bussa a quest'ora? Siamo noi. Voi chi? Come vi chiamate? 1, 2, 3, 4 e 5. E che volete da noi? Un po' di riposo? Un po' di riposo. Un po' di pane? Un po' di pane. Una coperta. Una coperta. Un po' di calore. Un po' di calore. Un po' di amore? Un po' di amore. Un po' di affetto. Un po' di affetto. E qualche letto dove dormire? E qualche letto dove dormire. Entrate, accomodatevi. Ecco, vi presento mio marito Ludovico. Buonasera. Buonasera. Da dove venite? Da un paese lontano. E come si chiama? Stagnolo.
casa, ma voi siete soli? No, abbiamo 3 figli maschi che tra poco rientreranno da lavoro. Mamma mia quanto sono brutti! E che barbe lunghe! Sono pelle di noi. Fanno paura. Ci guardano male. Ma cosa vogliono? Sorelle, non dobbiamo fidarci. Vi presento i miei figli, Violenza! Sono brutte queste donne, ma alla fine è da tanto che non se ne vedono da queste parti. Sono brutte queste donne, ma alla fine cosa importa? È da tanto che non ne vedono da queste parti. E allora forza! Andiamo, non so colpito. Ci volevano toccare. Violentare! Tifosi! Fermi, scappiamo! Dovete scappare ancora una volta, vi andata male, come può cambiare questa vostra vita se deve andare sempre a cercare sole, dovete stare, sole, dovete stare, sole, dovete stare. Ragazze, che fate in giro a quest'ora? Siamo appena arrivate. Io posso ospitarvi. Salite? E quanto sono brave queste ballerine. Sono 2 ragazze che ospito e ogni sera ballano. Lavorano per me, sapete? Ragazze, certo, siete giovani, non belle, però potrei darvi un lavoro. Si guadagna bene. Sorelle, lo capisco. Lavorarci veloci. Sorelle, lo capisco. Ma cosa vuole? Io credo di saperlo. Sento puzza di bruciato. Dobbiamo andare. Ma siamo chiuse dentro. Siamo prigioniere. Aprite questa porta, dovete uscire di gran corsa. Aprite questa porta, andate
oro, gioielli, denaro, tutto quello che trovate, capito? Capito? Avete capito? È chiaro? È chiaro? Aprite, aprite, aprite quella porta! Aprite, aprite, aprite quella porta! C'è una finestra, venite! Scappiamo! Sono cattivi più di noi. Allora restiamo cattive pure noi. Neanche per oggi è finita e non facciamo altro. Siamo diventate Proprio delle brutte persone. e non facciamo altro che cattive azioni. Sorelle, c'è uno stagno, specchiamoci. Ci siamo tutte? Sì, Sì. ma resta male. Dobbiamo stare sveglie, ci cercano. Dove siamo? Non lo so, coraggio, siamo ancora insieme. Troveremo una soluzione. Così non arriveremo da nessuna parte. Rischiamo solo di cadere sempre più a fondo. Sento dei passi. Hai letto i giornali? Di quelle delinquenti nessuna traccia, sparite. Non per noi, almeno non faranno più danni nella nostra città. Tu credi? Forse hanno vissuto di sofferenza. Sofferenza. Ma quale sofferenza? Bugie, tutte bugie. Dicono che non hanno neppure un nome. Ma lo fanno apposta per non farsi rintracciare. Quelle delinquenti non si fermano dinanzi a niente. Sì. Hai visto cosa hanno fatto a quella povera anziana per rubarle la borsetta? Sì, l'hanno fatta cadere sui secchi. Non meritano né perdono. Sorelle, ma parlavano di noi. Ci vedono così, delinquenti, Bugiarde. cattive. Che disperazione. Ma cosa possiamo fare? Sorelle, non dobbiamo fidarci. Non è vita, non è vita, non è vita. Non è vita. No, però siamo ancora vive, no? Certo, possiamo cambiare. E come? Basta volerlo. Lo vogliamo, sorelle? Sì! C'è uno stagno, sorelle, specchiamoci. Cosa vedete, brutta metropole? Non vi piacete così come siete. Guardatevi dentro, una piccola luce sta diventando un grande sole. Cosa vediamo? Buio, paura, Dolore. Botte. vento, Gioia. gemma, Calore. Carezza. Amore. C'è amore e comprensione. Gli altri vedono ciò che noi vogliamo fare vedere. Basta cattiverie, violenze, bugie. già, allora mostriamoci l'altra faccia di noi.
Numero 1. No, io mi chiamo Teresa. Numero 2. Io mi chiamo Liliana. Numero 3. Io mi chiamo Maria. Numero 4. Mi chiamo Sara. Numero 5. No, io mi chiamo Paola. Quando viene la sera i pensieri si affollano, tu pensi alle cose che hai vissuto di giorno, ricordi com'eri e ora sei, la vita che hai fatto non puoi rifarla mai. Donne siamo stanche, abbiamo sofferto, abbiamo pagato le colpe di una vita camminando sopra un filo e alla fine si è spezzato facendoci cadere in un buco nero, portandoci dentro il passato. Vogliamo un riscatto, vogliamo dimostrare di essere uguali alle altre persone e ce la faremo se incontreremo chi ci capirà e ci aiuterà. Le brutte anatroccole vogliamo sembrare, le brutte anatroccole devono cambiare e come nelle favole che hanno lieto fine, scegli di diventare e metterci a cantare insieme a voi. Ringraziamo tutti, teniamo sul palco tutto il pubblico delle sarte, tutte le professoresse che hanno collaborato anche a questa iniziativa e grazie a tutti. Ripetiamo, le brutte anatroccole vogliamo sembrare, le brutte anatroccole devono cambiare, e come nelle favole che hanno lieto fine, scegli di diventare e metterci a cantare insieme a voi. Con nome di tutti le partecipanti al laboratorio teatrale Le Brutte Anatroccole, voglio ringraziare il direttore della Casa Circondariale, il dottore Tralungo Abel e il dirigente scolastico di CPI, il dottore Santino Lopresti, che avrà offerto questa bella opportunità. Ringrazio di cuore. Grazie. Ringraziamo voi, grazie. Facciamo la Caritas un saluto. Allora, io oggi ho un carico di saluti da portare, sono qua i saluti del direttore, del vescovo, di Don Luigi che non sono riusciti a venire, saluti ovviamente alla direzione ma soprattutto alle ragazze. Don Luigi ci teniamo anche particolarmente, però è stato bloccato da altro. Noi siamo contenti di essere qua, anche rappresento io, ringrazio il CPIA che ci ha coinvolte perché come ben sa chi lavora in questo posto e ci conosce da quando siamo qui dentro, crediamo fortemente in tutto quello che significa dare modo alle persone che qui dentro vivono ogni giorno per ripensarsi in una maniera diversa. Quello che oggi è successo e che è successo in questi mesi, le ragazze nei colloqui con noi ne parlavano sempre fiere, io cucio, io partecipo alle recite, è riempire questo spazio, il proprio spazio mentale, soprattutto con qualcosa che possa permettersi di ripensarsi, e questo per noi è veramente una traccia di reinserimento nella quale crediamo.
quindi contenti di partecipare a questo evento. Complimenti a tutti quelli che hanno partecipato direttamente, dalle ragazze a chi ha organizzato, dalla regia a tutto. Attivo perché hanno preparato, tutte che c'è dopo, hanno preparato questo, vuole dire qualcosa anche la Crimo? Grazie, ringraziamo il direttore e tutte le autorità che ci hanno dato pure la possibilità di essere presenti, il comandante, il vicecomandante, tutti gli educatori, la dottoressa Varo e il dottor Giordano in modo particolare, della grande collaborazione reciproca. Di questa festa meravigliosa c'è un meraviglioso insegnamento che, nonostante possiamo essere degradati agli occhi degli uomini e del mondo, ma agli occhi di Dio siamo tutti preziosi e tutti uguali. Quando siamo partiti ci guardavamo un po', eravamo un po' spesate tutte, quindi pian piano abbiamo costruito questo percorso. Giusy Carreca, in rappresentanza che vuole dire qualcosa perché l'hanno scritto, l'hanno fatto nella sceneggiatura, prego, se state un attimo e poi così facciamo chiudere al giudice di sorveglianza, prendiamo gli attestati e siamo... In verità noi potremmo non dire nulla perché hanno parlato per noi quello che stasera scusate, proprio abbiamo ascoltato. Sì, credo, però voglio dire qualcosa a titolo personale che per me è stata un'esperienza meravigliosa che mi ha arricchita e ringrazio tutte le amiche. Grazie a voi. Possiamo soltanto ringraziare di aver avuto la fortuna di vivere questa esperienza, per noi inimmaginabile perché nonostante i 1000 intoppi, la fatica, gli incidenti personali di tutte, persone recluse, isolate dagli altri, hanno incontrato noi e noi abbiamo incontrato loro, e già questo incontro è assolutamente inimmaginabile. Ci siamo incontrate per costruire insieme qualcosa. Voi adesso avete assistito ad un momento effimero che è il momento finale, però è il percorso che secondo me è significativo e purtroppo non abbiamo avuto modo di documentare e di darvene atto. Un percorso fatto di malinconia, di dolore, di rinuncia, di resistenza, di gioia, di felicità, di sorrisi, ed è per questo che ancora una volta ringrazio. Grazie. Io direi così di sorveglianza, poi parlo in casa e chiude, ringrazieremo molto per il ringraziamento, se è stato qui con noi. Bene. Questi interventi delle autorità sono sempre l'aspetto più noioso di queste occasioni. Quindi sarò estremamente sintetico. Il carcere è una realtà brutta, è una realtà triste. Il migliore dei carceri è una situazione di depressione umana, di restrizione di depressione umana. Però un'occasione come questa, in cui dall'esterno si interviene per elevare le capacità, le possibilità espressive che all'interno di ogni persona ci sono, non può che essere valutato positivamente. Mi auguro io che per il futuro ci saranno molte altre iniziative come questa o migliori di questa, in modo tale che anche in una realtà come questa, questo non è il migliore dei carceri, lo sappiamo tutti e non è una scoperta, ma anche in una realtà come questa si possa consentire alle persone di esprimersi e dare il meglio di se stesse.